Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti della mattina. In apertura l'operazione della Finanza di Catania denominata Vasi Comunicanti, emesse 9 misure cautelari a carico di professionisti del settore medico accusati di corruzione e falso ideologico, tra le società che avrebbero offerto somme di denaro a 4 noti dirigenti in cambio di appalti con le strutture ospedaliere. Sembravano centri benessere ma erano dei veri e propri luoghi di prostituzione. Si è svolto nella notte a Catania e in altre 26 province un blitz che ha portato a 7 arresti e 71 denunce. Incidente mortale nella notte sulla strada provinciale 29 per Francofonte, nei pressi dell'ingresso di Scordia, nel catanese. La vittima è Antonio Lopez, un 19enne che avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, finendo sull'asfalto. Si torna a parlare dell'Etna. La Protezione Civile ha diramato per il vulcano un'allerta gialla. La decisione è stata presa a seguito di un aumento del tremore e dell'attività stromboliana, a cui si aggiungono piccole emissioni laviche. Restiamo in tema vulcani con una densa nube di cenere laviche e materiale piroclastico che si è sollevata da stromboli dalla sciara del fuoco. La causa potrebbe essere il collasso di una valanga di detriti in quella parte dell'edificio vulcanico. E con questo è tutto, prossimo appuntamento stasera alle 19:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.